Ćao i dobrodošli na Italijanski sa Italijankom. U ovom delu radimo usavršavanje. I kao što sam i objasnila prošli put, danas radimo come si usa ne, kako da koristim ne. Ne come pronome personale indiretto, ne come pronome personale indiretto due e ne come pronome partitivo. Krećemo. Ne come pronome personale indiretto quando risponde alla domanda di chi, di che cosa. Dakle, u ovom slučaju ne zamenjuje deo rečenice i odgovara na pitanje di chi, čiji ili di che cosa, o čemu. Per esempio, oggi mi sento triste, ma non ne voglio parlare. Dakle, znači, danas se osjećam jako tužno, ali ne želim da pričam o tome. Oggi mi sento triste, ma non ne voglio parlare je kao da kažemo oggi sono molto triste, ma non voglio parlare del fatto di sentirmi molto triste. Ne zamenjuje ceo deo o čemu ja ne želim da pričam. Razumete? Dakle, oggi mi sento triste, ma non ne voglio parlare, ne zamenjuje to činjenicu da ja ne želim da pričam o tome, da sam mnogo tužan. Ne come pronome personale indiretto, da chi, da che cosa. U ovom slučaju odgovara na pitanje od koga, od čega. Esempio, primer. Lo so che la situazione è difficile, ma ne uscirai, što znači znam da je situacija teška, ali ćeš izaći odatle iz te situacije. Lo so che la situazione è difficile, ma ne uscirai je kao reći lo so che la situazione è difficile, ma riuscirai ad uscire dalla situazione, ma uscirai dalla situazione. Ne bi li ja ponovila dalla situazione, stavljam ne. Ne uscirai. Da che cosa, odakle izaći ću iz te situacije. I ne come pronome partitivo. U ovom slučaju ne označava deo količine nečega, o tome o čemu pričamo. Primer, che belle queste magliette, ne compro 3. Ili bi bilo che belle queste magliette, compro 3 magliette. Da ne bi ja ponovila 3 magliette, ja stavljam ne ispred glagola i naravno posle broj. Ne compro 3. Di che cosa compro 3 magliette. Quante mele hai comprato? Ne ho comprate 10. Je jednako kao i reći ho comprato 10 mele. Ali, umesto da kažem ho comprato 10 mele i da ponovim mele, ja postavljam ne ispred glagola, u ovom slučaju comprare u passato prossimo, i onda bi bila rečenica ne ho comprate 10. Odgovara na pitanja, naravno, koliko, o čemu. 10 jabuka, o čemu smo pričali, o jabukama. I evo, to su načine na koje ćemo koristiti ne. Prošli put smo vidjeli kako da koristimo či i ajde da sada upotrebimo to što smo naučili putem vežbe. Ovdje imamo 6 rečenica. Ja bih vas zamolila ako želite da zaustavite ekran, jer posle imamo naravno i rešenja. Prvo ću da pročitam. Sei andato al parco? Sono andato e ho fatto una lunga passeggiata. Hai letto quel libro? Sì, ho trovato interessanti spunti. Sono molti alunni nella classe di italiano. Ti piace il gelato? Sì, sono un appassionato. Non riesco a trovare le chiavi di casa. Ne ho perse tante in passato, spero di trovarle. Oggi sono molte nuvole nel cielo. Dakle, sada ćemo ići dalje, da znate. Znači, u sledećoj stranici imamo rešenja i analizirat ćemo zašto, šta smo tu postavili. Sei andato al parco? Ci sono andato e ho fatto una lunga passeggiata. Ovdje sam označila i sono. Ci sono andato e ho fatto una lunga passeggiata. Dove sei andato? Al parco. Ci odgovara na pitanje dove, gde. I onda moramo da koristimo ci, jer ne se ne koristi u tim svrhama. Hai letto quel libro? Sì, ci ho trovato interessanti spunti. Dove ci hai trovato interessanti spunti? Nel libro. Ci sono molti alunni nella classe di italiano. Ovo ci sono je za prisustvo. Znači,
postoje, nalaze se puno učenika u razredu italijanskog jezika. Ovo c'è, ci sono se radi još u osnovnom nivou. To je poput there is, there are na engleskom jeziku. Ti piace il gelato? Sì, ne sono un appassionato. Ne sono un appassionato. Di che cosa? Del gelato. Non riesco a trovare le chiavi di casa. Ne ho perse tante in passato. Spero di trovarle. U ovom slučaju ne je partitivo, znači deo količine. Mnogo njih sam u prošlosti izgubio, nadam se da ću ih naći. Oggi ci sono molte nuvole nel cielo. Ci sono, opet, kao prisustvo, nalaze se puno oblaci u nebu. I to je način na koji ćemo koristiti ci e ne. Nadam se da je dobro prošla vežba. Ja sam Manja, izvorni govornik i predajem italijanski jezik, pa da vas pitam come è andato l'esercizio, fammelo sapere nei commenti. U prevodu kako je prošla vežba, javi mi u komentaru, gde sam naravno na raspolaganju za sva dodatna pitanja. Ako želiš da naučiš italijanski jezik, pozivam te da me pratiš i na društvenim mrežama TikTok, Instagram i Facebook, gde naravno pričamo o italijanskom jeziku, ali i o italijanskoj kulturi. Hvala, čao!